Ecco la mia coccola serale dopo una lunga giornata di lavoro. Tra tutti i geli siciliani che ho preparato, il gelo di cannella è sicuramente tra i più delicati. Quando vogliamo preparare questo dolce, magari per proporlo a degli ospiti, dobbiamo pensarci un paio di giorni prima. Questo perché le stecche di cannella vanno messe in ammollo all'interno di un contenitore ermetico. Quindi alle stecche uniamo proprio 1 litro di acqua minerale e spostiamo il contenitore in frigorifero per un minimo di 24 ore, ma ancora meglio se aspettiamo 48 ore. Durante questo lasso di tempo le stecche hanno la possibilità di ammorbidirsi, reidratarsi e rilasciare nell'acqua già un po' del loro profumo e sapore. A questo punto spostiamo l'acqua e le stecche all'interno di una pentola per portare il tutto a bollore e lasciamo bollire per appena 5 minuti. Al termine lasciamo raffreddare del tutto. Adesso vedete che l'acqua si è perfettamente colorata e le stecche hanno sprigionato un odore fortissimo. Possiamo quindi eliminare le stecche e filtrare l'acqua molto bene utilizzando un colino a maglie strette. Andiamo a misurare il liquido ottenuto. Ovviamente non è più 1 litro, perché in parte l'acqua è stata assorbita dalle stecche e in parte è anche evaporata durante la bollitura. Dobbiamo quindi compensare aggiungendo tanta acqua quanta ne serve per arrivare nuovamente ad 1 litro. Fatto questo, in una pentola pulita mettiamo l'amido e lo sciogliamo con una piccola quantità di infuso alla cannella. Mescoliamo bene e aggiungiamo anche lo zucchero. E ora che non ci sono più grumi possiamo versare tutto il restante infuso alla cannella. Portiamo sul fuoco e iniziamo la cottura. Fiamma media e mi raccomando non smettiamo mai di mescolare. Il liquido comincerà ad addensarsi cambiando anche intensità di colore. Dovrà diventare gelatinoso e dobbiamo aspettare la comparsa delle bolle. Intanto siamo riusciti nell'intento di ottenere un bellissimo colore. Ecco che il nostro gelo comincia a sobbollire, quindi aspettiamo ancora 2 minuti mescolando e poi spegniamo. Lo versiamo ancora caldo all'interno di stampi per budino. È importante bagnarli precedentemente con acqua. Lasciamo raffreddare il gelo prima a temperatura ambiente, poi in frigorifero per almeno 6 ore, così che possa perfettamente rassodare. È trascorso questo tempo, ecco pronto il nostro gelo di cannella. Lo stacchiamo delicatamente dalle formine, capovolgiamo ed eccolo qui. Semplice ma bellissimo. Possiamo decorare a piacere con una spolverata di cannella o magari della frutta secca. E adesso momento assaggio. Alla prossima, un abbraccio da Valentina.